Grazie alla collaborazione con l'associazione veronese Luci nel Mondo, che ha raccolto una serie di storie di gente veneta, vi proponiamo in questo servizio la testimonianza di Emirano Colombo, presidente di CAVES, il Comitato Associazioni Venete Svizzere. I suoi parenti partirono da Bassano nel 1893 in cerca di lavoro, scegliendo di stabilirsi nella regione dell'Argovia, tra Berna e Zurigo. I nonni di Colombo ebbero 12 figli e, oltre a dirigere una ditta edile, aprirono successivamente 2 ristoranti, promuovendo già all'epoca la cucina italiana e alcune specialità venete. In Svizzera Colombo ha costruito la sua famiglia, che è diventata così la 4ª generazione di emigrati. Molti italiani anche della nostra regione che venivano in Svizzera come stagionali non potevano ricongiungersi con la famiglia, non era ammesso. Solo dopo 5 anni di permanenza in Svizzera, almeno per 9 mesi all'anno, per la durata di 5 anni continuati, potevano passare dal contratto di lavoro stagionale al contratto annuale. E non era sempre facile ottenerlo, perché bastava anche un mese in meno perché allora non scattasse questa possibilità. È bello, ci conforta questo, vuol dire che veramente il lavoro di migliaia di emigrati, di migliaia di veneti che hanno fatto crescere questa nazione, da un lato ci ha dato anche delle gioie, razzisti o persone che lo straniero o il diverso non lo accetta, però la grande maggioranza delle persone ama l'Italia, rispetta gli emigrati italiani e veneti in particolare e li considerano parte della propria società. La diffidenza che c'era all'inizio ha lasciato il passo alla maggiore conoscenza reciproca, e questa conoscenza reciproca si è capito che siamo tutte delle persone, forse con culture o tradizioni diverse, e un vivere a fianco che ci dà speranza.